Eccoci qua con Dodo, l'autore del primo gol, quello che ha sbloccato la partita. Ce lo racconti? Partiamo da qua. Calcio d'angolo dalla sinistra, battuto Matteo Giglio, a rientrare, quindi siamo andati un po' più verso la linea della porta e partita la palla mi sono riuscito a smarcare un attimo dal difensore, dopo sono andato in torsione, chiuso gli occhi, ecco, colpita e è andata dentro. Quindi... Un bellissimo gol, te lo segnerai stanotte. Molto probabilmente sì, dai, anche perché un difensore, dai, ne fa pochi in una stagione, quindi... Andando sulla partita in campo, l'avete sempre sentita vostra o all'inizio avete penato? È stata una partita, diciamo, sapevamo che l'avversario è un avversario valido, molto forte e organizzato, quindi siamo partiti in sordina, diciamo, e con tante accortezze, anche col modulo del mister nuovo che ci sta insegnando, ecco, quindi c'è anche tanta tattica in allenamento, quindi anche oggi abbiamo fatto un bel test, secondo me, sotto quel punto di vista, abbiamo fatto riuscita bene, quindi siamo stati lì inizialmente, però non siamo mai andati in sofferenza, secondo me. Neanche dopo che è stato perso 0-1? Neanche dopo che No, è stato perso Zamu con un infortunio alla caviglia, però secondo me siamo stati equilibrati, è entrato Cerva, ha fatto molto bene, quindi anche questo è un segno positivo, siamo tutti sul pezzo, ecco. Deanna, io, Cervesato, allora, siamo rientrati, secondo me abbiamo fatto tutti bene, ecco. Allora, Portogruaro capolista, la ex capolista, perché ormai è ex, ha giocato come ve l'aspettavate o vi ha un po' forse deluso, vi aspettavate qualcosa di più? No, il mister in settimana ce l'ha preparata bene, sapevamo cosa ci aspettava, ecco, quest'oggi, e quindi tutto come ci aveva detto in settimana il mister. Ecco. Concentrazione al massimo, sì, concentrazione al massimo. Spogliatoio penso sia a 1000. A 1000, pur abbiamo dimostrato anche oggi, pur non avendo Maccan davanti, che è la nostra punta di diamante, ecco, siamo riusciti comunque a vincere 2-0 contro la capolista, quindi siamo in salute. Ecco. Mi hai bruciato l'ultima domanda perché sembrava che Portogruaro fosse Maccan dipendente, è stato dimostrato che è squadra. È squadra, abbiamo la fortuna di avere Dennis Maccan. Bene, grazie Dodo.